Non sono uno streaming di merda, devo anche andare a lavorare, devo scapparmi, vedrò solamente il primo tempo. Malissimo. Bravo Yusai. Un po' presuntuono. Presuntuonino. Però vabbè. Bello, bello, provaci che c'hai il tiro. È andato Di Lorenzo al centro, attenzione. Dai, dai, dai. Dovevi ammonire qua come minimo. Sta bene, allora queste sono le prove. Le prove di Manolas. Ma zitti, zitti, non si dice niente. Bravo Politano. Madonna mia, dai, dai, dai. Insigne, sei un chiacchiello di sfaccimma. E a tira fort. Cres, tu stai esternino. No, 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 no. Ritorniamo alla presunzione di Lecce. La presunzione di Lecce. Perché ci manca quella cattiveria agonistica di... Stai solo tu io portiere. Bam! Senza problemi. Dai, 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 dai. Bravo, lo botta. Oh! Se non facciamo il secondo gol subito siamo polli noi, polli. Lo dico prima. Ah! Questo era bello. Oh, rigore, dai, dai. Ricominciamo a chiamare? Ricominciamo a chiamare. Vogliamo ricominciare a chiamarli? Non puoi abbracciare e tirartelo a basso. Bravo. Dai, dai, bravo, bravo. Bravo Di Lorenzo. Qua Di Lorenzo sta giocando a tutto campo. E chi è che c'ha straccia la maglietta? Secondo brutto fallo. No, no brutto. Quello di prima era brutto. Questo è possibile di ammonizione e siamo una espulsione. Sul rigore non voglio nemmeno protestare. Ci sta che tutti e due cadono a terra. Va bene? Va bene? Ma vaffanculo va. Il labiale. Ma il secondo errore consecutivo di Yusai con Insigne che si deve fare un culo così a recuperare. È un problema la fascia sinistra. È evidente che Mario Rui non le può fare tutte. Se Gulam si riprendesse un attimo. Vedi, vedi? Ci vuole tempo perché giustamente lui arriva là ma deve rientrare sul destro. Il cross e Oces. Terzo fallo da ammonizione di Zaz, E fatti già 3. Ridi, no, ridi, tu già stai in spogliatoio, ridi. Io i primi 2 minuti con le occasioni non le ho viste perché non funzionava lo streaming. I primi 2 minuti azioni del Torino, non so niente. Bravo Di Lorenzo. Milik! Cazzo! Tiro forte! Niente, il video finisce qui perché managgia purtroppo è l'unica. Di Lorenzo sulla destra, quindi Manolas. Vodka in area piccola, il tiro respinto, stava quasi per fare gol Vodka. E vabbè, ma non ridono perché non potevo fare gol lo botto, capi? Giallo di Zaza, allora stiamo a 4. Sta rischiando davvero tanto. Siamo a 4. Batte il calcio. E la palla viene toccata con la mano. Mano? Ma l'arbitro dice no. E figuriamoci. Palo di Zaza, palla lontana. Dai, siamo a 5. E le hai una por, che sta da succedere? Essere proprio Insigne ad uscire. Questo non è un video sponsorizzato. Scatta Di Lorenzo, il pallone per lei, Di Lorenzo, il tiro, Sirigu, miracolo, deviazione calcio d'angolo. Esce anche il portiere Sirigu, arriva per primo Politano, la porta è vuota ma è tira sul lato, tira Politano, sull'esterno. Come si sta divertendo Carmine Martini? Zinischi la raggiunge, va sulla sinistra dove c'è Mertens che ora punta gli avversari, va al cross sul primo palo, gol! Dai! Chi ha segnato? Chi ha segnato? Gol! Segna Di Lorenzo! Safa Marone. Servizio centrale, attenzione per Verdi che allarga verso Anzaldi che entra in area di rigore, il cross, attenzione, di testa e il gol. Vedi? Schifo! Mannaggia! Come si fa? Non scherziamo, Adesso deve lanciare questa volta. Al 90. Niente fazzoletto di sfaccimma al 90esimo. Lancio lungo sulla destra, palla va in culo nella propria metà. La palla va in culo. Insigne, ma non c'è più tempo. Safa Marone. In questo istante l'incontro, Napoli vince. Amici belli, fa freddo, è tardi e fa freddo, ma io non potevo andare a dormire senza postare il video. Per me
valete questo e altro e mi devo anche studiare dei pezzi che devo suonare domani mattina, ho poche ore e poi devo andare ad un concerto gospel, quindi è un macello. Ma il Napoli prende 3 punti, il Napoli domina, il Napoli fa quel saltino in avanti qualità affrontando una squadra in difficoltà, quindi la partita trappola di quelli che vengono e fanno il gol della vita. D'altra parte siamo ancora alle solite, cioè un tiro, un gol, e questo fatto lo dobbiamo analizzare, lo dobbiamo fermare, perché non è possibile che noi costruiamo e concretizziamo così poco e invece gli avversari un tiro e segnano. Quindi questo va nelle cose che uno deve analizzare, deve fare le pulci, perché il Napoli è tornato ad ottimi livelli e quindi quando il Napoli torna ad ottimi livelli noi vogliamo i punti, però nella vittoria noi analizziamo le cose che non vanno bene e cerchiamo di risolvere, almeno ne parliamo, e poi Gattuso e compagni dovranno risolverlo. È presto detto, servono attaccanti più freddi, è chiaro. Io in tutto questo vorrei evitare questo accanimento terapeutico su Milik che... Ragazzi, calma, voi lo sapete, io non difendo a spada tratta. Quando Milik fa il colpo di petto nell'amichevole contro il Barcellona, io là sostengo e capisco che Milik la freddezza non ce l'ha, non ha quell'istinto killer che invece ha Mertens, che invece hanno giocatori come Icardi, come, non lo so, Inzaghi all'epoca, che poche occasioni segnano sempre. Milik non è così, però Milik ha comunque la media migliore del Napoli e capocannoniere del Napoli, perché Mertens comunque si è pigliato le sue pause. Mertens poi va meglio nella Champions, nelle altre partite. Mertens è un giocatore straordinario che ha delle qualità che Milik non si sogna proprio, però non dobbiamo accanirci contro Milik. Che cos'è questa cosa, mo? Milik dai, un attimo, Milik ha giocato un ottimo primo tempo, poi non ho visto il resto, però scambi importanti, presenza in aria, viene a legare il gioco, il tiro ce l'ha e comunque ha messo in difficoltà Sirigu, un portiere al momento il miglior portiere che teniamo in Italia, giustamente Ricci. Va bene così, non ci accaniamo su quello, ma concentriamoci sul fatto che, cioè, io me la prendo più con Insigne, sinceramente. È più Insigne che da solo davanti al portiere tenta di fare uno scavetto con l'esterno. Milik non ha avuto questa occasione così clamorosa oggi. Poi ne ha sbagliate altre in altre partite. Ma se Milik segnava oggi, i commenti sarebbero stati ma Milik segna solo con queste squadrette, non segna nelle partite decisive. E finiamola di accanirci. Lo sappiamo che noi vogliamo di più, che abbiamo avuto Cavani, la lota di Higuain, quindi ci siamo abituati, lo stesso Mert, ci siamo abituati bene. Milik non è quel giocatore là, però se ha fiducia, se riceve un po' di palloni un pochino meglio, li mette pure dentro. Quindi questa è la prima parentesi su Milik. Quindi per la fase in attacco Politano può far meglio. A me non è dispiaciuto il primo tempo, però è ancora un po', non è brillantissimo, mentre Insigne continua ad essere in grande forma, soprattutto il sacrificio che si fa tutta la fascia avanti e indietro, te lo ritrovi ovunque e dà fastidio anche alle difese avversarie. Però Allah non sa porte a tirare, e almeno devi tirare, poi il portiere te la para, ma che tu fai l'idea dello scavettino là, malissimo, proprio malissimo. Molto bene lo bot, che mi è piaciuto tantissimo. Era importante capire se Demme può prendersi dei momenti, può rifiatare, ed è stato secondo me un'ottima idea quella di Gattuso di far rifiatare Demme, perché Demme stava in debito, nonostante stia comunque giocando bene. Demme stava in debito d'ossigeno, quindi va bene risparmiare qualche pedina per la partita che arriva con l'Inter, che è importantissima, perché sì, noi dobbiamo fare punti in campionato, ma quella della Coppa Italia è un obiettivo importante, e quindi va bene avere lo Botka pronto. Sono andati bene anche le due mezze ali, la difesa è stata straordinaria. Certo, Isai ti toglie una soluzione in attacco, perché si vede che non è a suo agio, superato il centrocampo, lì sulla sinistra non è a suo agio, ma meglio lui
diciamo adattato, che comunque in difesa fa il suo lavoro, che adattare Di Lorenzo e spostare Isai a sinistra, roba di ancelottiana memoria che non vogliamo proprio ricordare. Lascia Di Lorenzo dove sta e vedi che ti fa. Di Lorenzo in futuro può fare anche il vice Callejon, può giocare anche nei tre d'attacco senza proprio problema. È un giocatore che sta a tutto campo, sta in forma, c'ha gamba, c'ha fisicità straordinaria. Manolas di testa le prende tutte. Maksimovic sta giocando bene. Ospina, non vorrei rivedere il gol, non credo abbia particolari responsabilità sul gol, ma fondamentalmente oramai questa è la gerarchia, che ci piaccia o meno, e va bene così. E poi niente, quando entra Mertens tutto diventa più friccicante, più frizzantino, e le difese vanno al manicomio con Mertens in campo. C'ha pure questo stimolo di rompere il record di Hamsik, che me lo ha appaiato, ma se ne fa un altro diventa il più grande marcatore di tutti i tempi della storia del Napoli. E mica è poco, quindi se si potesse fare il rinnovo sarebbe una cosa importante. Ricomprarlo, qualsiasi cosa, perché è difficile trovare un attaccante così mentalizzato nel nostro ambiente, nella nostra squadra, che ti garantisce comunque, se sta bene mentalmente, dei rendimenti alti. Poi bisogna vedere se Milik non vuole rinnovare, verrà venduto, se Petagna è pedina di scambio. Queste sono storie che è così. Ma purtroppo una cosa su cui io devo chiedere io a voi, perché non ho capito: mi spiegate perché la partita del Venezia di Serie B si può giocare, quelle là invece in Serie A non si possono giocare, quelle del Nord? Però le tifoserie del Nord possono venire a Lecce, possono venire al Sud, possono venire a Roma. E allora mi spiegate che cosa sta succedendo? Cioè, perché alcune partite vanno sospese e non si gioca, però i tifosi possono scendere? Allora si possono viaggiare questi a rischio coronavirus. E allora fatemi capire perché, per quale motivo la partita della Juventus non deve essere giocata. No, è stata rimandata a maggio. E quindi praticamente la Juventus, che sta in un momento di crisi incredibile, che affrontava un Inter che invece sta in fiducia, con un Eriksen ritrovato, c'è un'occasione di distruggere la Juventus completamente, mandare Sarri in crisi a rischio esonero. La partita viene rimandata a maggio, costringendo poi l'Inter a fare un finale di campionato dove deve incontrare Napoli e Juventus una appresso all'altra in 4 giorni, e quindi l'avete fatta fuori, e la Lazio deve vedere se resiste su questa marcia, perché è difficile resistere su questa marcia. Inoltre l'Inter doveva giocare domenica e invece arriva bella comoda e riposata alla partita di Coppa Italia. Ma voi, certo, siamo noi piangiamo, certo, noi siamo le vittime, ma mi volete spiegare la logica di tutto questo? Io non capisco. Le partite di Serie B, Nord, Sud, Centro e Isole si giocano. Quelle di Serie A, alcune vengono saltate, altre decise a porte chiuse, poi vengono rimandate, mentre i tifosi liberi di andare per tutta Italia. Non c'è logica. Da New York Valerio Fluido è tutto, perché Valerio Fluido non capisce in Italia le cose come vanno. E credo che questa storia del coronavirus sta facendo impazzire la gente. C'è il panico generale, ci sono degli atteggiamenti proprio sbagliati, razziare i supermercati, con calma. Sì, si sta diffondendo questa influenza che è più pesante perché si diffonde più facilmente, ma le morti sono avvenute a persone ultra ottantenni che comunque avevano altri problemi e che se pigliavano un raffreddore morivano stessi. Voi vi dovete calmare con questa cosa qua, che i teatri chiudono, che però stati ci vanno quando è possibile. Allora è una scusa per non fare cose culturali. Nel frattempo non si può fare il carnevale di Venezia, la fiera del mobile. Stiamo a pezzi, e questi sono i momenti in cui dico meno male che me ne sono venuto a New York, perché in Italia non si può. A presto, alla prossima, faremo degli approfondimenti in merito. Non capisco perché, magari me lo potete dire voi nei commenti, la Juventus era uscita il discorso che non avevano rimborsato i biglietti a chi li aveva comprati nel momento in cui si doveva giocare a porte chiuse, mentre l'Inter sì. E improvvisamente la partita viene rimandata
A poi rivederci quando saremo più in forma e avremo risolto i problemi con Dybala, con Higuain, con Pjanic. Mamma, guarda, e che schifo.